Giro di boa del campionato per il San Salvatore Selagius, che nel 15° turno del girone di andata riceve la Delser Udine. Sono in compagnia del presidente Marco Mura per analizzare i temi di questa sfida importante, perché in caso di vittoria vi permetterebbe di accorciare notevolmente quel piccolo comunque gap che vi separa dalle posizioni playoff. Sì, innanzitutto però non diamo molto peso alla partita. Il campionato è ancora lungo, oggi finisce il girone d'andata. Noi siamo più che soddisfatti del risultato ottenuto sino adesso, certo con un po' più di fortuna, soprattutto riguardo agli infortuni che hanno subito le nostre ragazze. Magari potremmo avere anche una classifica un po' differente, però siamo molto soddisfatti. Oggi è una partita molto importante per noi, anche perché una squadra alla nostra portata, diciamo così, però penso che la cosa più importante è che oggi stiamo recuperando alcune ragazze, tra cui Valentina Fabbri, che è rimasta ferma oltre un mese per l'infortunio alla mano, e poi recuperiamo anche Delia Gagliano, che la settimana scorsa non è potuta partire per problemi fisici con noi a Milano. Proprio questo è un tema importantissimo. Tornano Fabbri e Gagliano in un momento in cui però Cordola e Rondinelli stanno veramente giocando molto bene. Allora là sotto, soprattutto nella posizione di 4, ci sarà da sgomitare per guadagnare minuti in campo. Questo è un problema dell'allenatore, del coach. Penso che sia molto contento di avere questo genere di problemi e non, come è successo sino ad oggi, girarsi e vedere che magari non aveva alternativa. Ilenia è andata molto bene, è riuscita a sostituire Valentina in questo mese che non è venuta. Poi per quanto riguarda Melissa, cioè la seconda partita che gioca con noi, noi siamo dovuti rientrare sul mercato dopo una serie di infortuni. È una ragazza che ovviamente ancora si deve ambientare, deve trovare un po' quelli che sono i ritmi di gioco e quelli che entrare negli schemi che prepara il coach. Guardando la classifica, il basket femminile sardo in questa stagione un pochino piange, perché un po' tutte le formazioni, a parte voi, sono ai fondi della classifica. Siete l'alfiere per quanto riguarda le zone un po' più nobili della classifica. Cosa chiede il presidente Mura a questo 2018? Continuare in questa crescita che abbiamo avuto già negli ultimi anni. Noi già anche lo scorso anno abbiamo fatto un campionato molto tranquillo, ci siamo salvati già in anticipo. Quest'anno siamo in una posizione di classifica tra virgolette ottimale, perché siamo in una posizione che guardiamo più ai playoff che alla retrocessione. Poi per quanto riguarda le altre società, io gli auguro le migliori fortune, che escano dai bassi fondi al più presto. La società Bartoli Figeredi, con sede a Decimo Mannu, lungo la strada statale 130 al chilometro 14,300, esegue demolizioni industriali, recupero e trasporto materiali ferrosi e non, ritiro materie plastiche riciclabili e non riciclabili e servizio di pressatura. Per prenotare il ritiro dei tuoi materiali, chiama i numeri 340 10 29 181 oppure 346 86 34 752. Bartoli Figeredi sostiene lo sport. Giro di boa del campionato per il San Salvatore Selagius, che affronta la Delser Udine nella 15ª e ultima giornata del girone di andata. Si tratta di una partita molto importante, come detto nella presentazione del match con il presidente Marco Mura, in ottica playoff per la compagine giallonera, che oggi vuole vincere per non aumentare troppo la forbice di punti che attualmente la separa dalla zona playoff. L'obiettivo nel mirino il Sanga, 4 punti più avanti. Udine e invece già in piena zona playoff, stesso posto con 18 punti, una bella vittoria interna nel primo match del 2018 contro Bolzano. La partita è già iniziata ed è arrivato anche già il primo canestro della partita di marca del San Salvatore Selagius, in campo con un quintetto composto da Ilenia Cordola, Francesca Mura, Valentina Fabbri, rientrante dopo oltre un mese per un infortunio alla mano, ancora una vistosa fasciatura appunto alla mano destra. Poi ancora Cinzia Arioli e Anna Lussu nello starting five del San Salvatore Selagius. Udine che risponde con un quintetto
composto da Caterina Bianco, Vanessa Sturm, Deborah Vicenzotti, che è anche il capitano della compagine friulana, poi ancora Eva Da Pozzo e Carlotta Rainis. Qui c'è la penetrazione centrale con stoppata però veemente da parte di Fabbri, ci aveva provato con il numero 10 Elisa Mancabelli. Dall'altra parte il San Salvatore con Francesca Mura, sbaglia però in penetrazione con la mano sinistra, prova a correre dall'altra parte Udine, ancora Mancabelli, va a prendere il centro dell'area, stavolta trova bene l'equilibrio per mandare per aria il tiro del -1 Denser Udine. 3-2 schema a testa nell'attacco del San Salvatore chiamato da Anna Lussu. Tema delle rientranti importante, Fabbri subito in quintetto, mancava, pensate, dalla sfida contro la Fanola San Martino, era lo scorso 2 dicembre, un lungo periodo di recupero per lei, durante il quale si è segnalata l'attenzione Ilenia Cordola nella posizione anche di pivot. Ilenia Cordola che ha iniziato bene anche questa partita con un bel canestro lay-up con la mano sinistra per il +3 San Salvatore. 5-2 il punteggio, sembrano aver iniziato con piglio aggressivo, con il giusto atteggiamento le ragazze di Coach Taiko, che ora recuperano il rimbalzo. Arioli in transizione scarica bene in angolo per Lussu, a spazio con il tiro dall'angolo che però molto corto. Udine con qualche palleggio di troppo prova a far partire l'azione offensiva, allora c'è un comodo piazzato dalla media distanza che però Fabbri non riesce a convertire in 2 punti. Qui è un'autentica fucilata da parte della giocatrice in canotta numero 13 Deborah Vicenzotti, all'indirizzo della compagna, che non può assolutamente arrivare su questo pallone. Dicevamo, situazione di classifica delle due squadre: San Salvatore decimo con 12 punti, bilancio pari di 6 vittorie e 8 sconfitte. Nell'ultimo turno netto KO in casa della capolista Geas Sesto San Giovanni con il punteggio finale di 87-49. Intanto sbaglia Arioli dalla lunga distanza, una partita quella contro il Geas in cui il San Salvatore ha dovuto forzatamente fare a meno sia di Fabbri che anche di Delia Gagliano, recuperata per il match odierno ma non in quintetto. Intanto segna dalla lunga distanza Vicenzotti, la partita torna in equilibrio, 5 pari, adesso da 2 punti in questo caso per Udine. Qui una bella alto-basso, gran bella combinazione sull'asse Mura-Cordola, altri 2 punti. San Salvatore gioca bene con attacchi ragionati in questo inizio di partita. Dicevamo in precedenza della situazione delle due squadre, Udine che invece è sesta, 18 punti, bilancio di 9 vittorie e 5 sconfitte nell'ultimo turno. Come detto, vittoria di misura su Bolzano con il punteggio finale di 62-60, 15 punti personali di Vicenzotti, che anche quest'oggi ha iniziato bene. 6 minuti 33 secondi al termine del primo quarto e ci sono 2 liberi, i primi 2 della partita in favore della Denser Udine. In lunetta c'è Elisa Mancabelli, giocatrice classe 94, nativa di Rovereto. 6,5 punti e 5,3 rimbalzi di media nella sua stagione. 2 su 2 si torna in parità a quota 7 con Udine che allunga la difesa. Il San Salvatore soffre subito questa scelta, allora Rainis chiama lo schema per Udine, schema L in particolare, scarico in angolo, extra pestilo da 3 punti, molto ben preso in questo caso, tiro di qualità creato da Udine che però non è fortunata. L'ultimo tocco sul rimbalzo di una giocatrice di Udine, allora il San Salvatore può usufruire della rimessa in gioco da zona difensiva con Cinzia Arioli, prova a smarcarsi Lussu, riceve Mura e ancora tanta pressione in questo caso con Mancabelli che va a spingere in maniera anche abbastanza vistosa la giocatrice classe 2000 del San Salvatore che ottiene il fischio arbitrale, fallo e rimessa in gioco da zona offensiva. 6 minuti e 13 secondi per andare al primo mini intervallo e subito tanta pressione sulla prima linea di passaggio con Lussu che era andata a ricevere il pallone sulla rimessa, l'ultima a toccare lei, infrazione di campo e allora Udine recupera il pallone. San Salvatore che in alcune circostanze nel corso di questo campionato ha sofferto difese a tutto campo aggressive delle avversarie, ha in questo momento probabilmente bisogno di organizzare le idee contro questa scelta tattica. C'è il taglio non servito da parte di Vicenzotti, tiro piazzato appoggiato al vetro e assegno da parte di Rainis per il vantaggio Udine sul 9-7. Dall'altra parte c'è Cordola, per un attimo pensa alla linea di fondo, poi calpesta la stessa e allora perde il pallone. Momento di difficoltà ora per il San Salvatore che aveva iniziato bene. Udine avanti
sul 9-7. Ora sembra aver tratto certezze soprattutto dalla propria difesa, come detto particolarmente aggressiva. C'è un bel taglio in questo caso da parte di Bianco, un po' in ritardo la difesa, fallo speso sulla giocatrice in canotta 00 della Delser Udine. Ci saranno anche in questo caso 2 tiri liberi. Udine che ha l'opportunità allora di allungare ancora il proprio margine di vantaggio con Caterina Bianco, pivot classe 1991, sbagliato il primo in questa stagione, 3,5 punti e 4 rimbalzi di media, tiri liberi con il 56%. Questa giocatrice cresciuta nella Caligaris Triestina, segno il secondo, più 3, 7-10 il punteggio. Lusso ora con sicurezza condurre l'azione d'attacco del San Salvatore, parte forte con la mano destra, si apre Fabbri per la ricezione, si cerca Cordola nella combinazione tra lunga e Cordola, però va su un po' leggera in questo caso, allora viene stoppata da Pozzo. Dall'altra parte Udine con Mancabelli, Lusso va forte a cercare il pallone, c'è anche lo show di Cordola, il pallone un po' sparacchiato in questo caso da parte delle ragazze di coach Amalia Pomilio, palla persa da Udine, rimessa dal fondo per il San Salvatore. Abbiamo citato qualche istante fa Amalia Pomilio, come detto allenatrice della Delser, motivo interesse di questa partita anche la sua presenza quest'oggi in Sardegna in virtù di un palmarès molto interessante. Ci sarà modo di parlarne nel corso di questa telecronaca. Intanto c'è l'appoggio sbagliato vicino a canestro da parte di Cordola sul pallone vagante da Pozzo, la prima ad arrivare. Rainis ribalta in angolo per il tiro sbagliato, abbastanza corto in questo caso da parte di Vicenzotti. Corre Lussu, non riesce però ad affondare a pieno il contropiede, allora si lavora a difesa schierata, si vuole ancora una ricezione profonda di Cordola che realizza, lavorando bene con il fisico contro Vicenzotti, canestro del 9-10. San Salvatore non si scolla nonostante quel piccolo momento di blackout in precedenza. Qui c'è un'ottima difesa sul taglio backdoor da parte di Mura, già recuperato palla però Udine, tripla ben presa in transizione qui da parte di Mancabelli per il 9-13. Bella palla recuperata, poi persa però da parte del San Salvatore, e ora il problema delle palle perse inizia a pesare. Da Pozzo capitalizza in contropiede, 15-9, e allora opportunamente coach Fabrizio Staico va a chiamare time out per parlare con le sue ragazze. 3:57 per chiudere il primo quarto. Riprende il gioco al Palavione, vedremo se il time out chiamato da Staico riuscirà a scuotere un po' dal torpore il San Salvatore. Qui una buona lettura da parte di Arioli, che per un momento dà la sensazione di voler passare in punta per Fabbri, poi attacca forte sul corridoio sinistro nell'area, si guadagna anche le 2 tiri liberi. Ricordiamo anche i nomi dei 2 arbitri chiamati a dirigere questa sfida, si tratta di Lucia Barbagallo di Milano e di Chiara Consonni di Ambivere. Primo libero realizzato intanto da parte di Arioli, muove il tabellino il San Salvatore. Arioli in questa stagione tira i liberi con l'89%, specialista, qui fa 2 su 2, San Salvatore sul -4, 11-15. Rainis dal palleggio, Vicenzotti ricacciata indietro, il passaggio per Bianco, prova a cercare da Pozzo, la trova, da Pozzo con buona coordinazione riesce a trovare l'equilibrio per realizzare questo canestro che vale il +6, 17-11. Delser Udine che arriva a questa partita senza una giocatrice chiave come la propria straniera Blazevic, ma che è comunque grande protagonista fino a questo momento. Avete visto un altro recupero di palla che è valso il canestro in contropiede del +8, 19-11. Cordola prova a mettere palla per terra, c'è la buona difesa però da parte di Da Pozzo. Lussu con lo scarico fuori per Arioli, tiro da 3 punti sbagliato, chiede un fallo la panchina del San Salvatore. Cordola non riesce a correggere a rimbalzo, allora riparte la Delser. Mancabelli ribalta il tiro dall'angolo a segno, un po' in ritardo il close out, a dire il vero non semplice vista la stazza fisica da parte di Valentina Fabbri. In questo caso primo vantaggio in doppia cifra per Udine in questa partita, 21-13.
11 il punteggio, e nonostante il time out il San Salvatore continua ad accusare difficoltà. Qui risolve il cuore del capitano Anna Lussu con Kostaico che chiedeva un fallo sulla iniziativa del proprio capitano. Manca bene in mezzo alle gambe per Da Pozzo, è entrata Gagliano intanto nelle fila del San Salvatore, che qui ha tenuto bene il primo passo dell'avversaria, infrazione di passi poi per Udine e dunque palla persa, mentre arriva anche il primo ingresso in campo da parte di Melissa Rondinelli, giocatrice che sta avendo un ottimo impatto, arrivata poco prima di Natale nelle fila del San Salvatore Selargius, sta viaggiando su cifre importanti, circa 16 punti di media, 22 all'esordio per lei. Vedremo che impatto avrà anche all'interno di questa partita che si sta rivelando piuttosto complicata per il San Salvatore. Rondinelli riesce pur con qualche patema a ricevere il passaggio che dà il via al gioco d'attacco da parte del San Salvatore. Arriva Cordola per giocare il pick and roll con Arioli. Arioli si prende il tiro da 3 punti e che canestro per Cinzia Arioli. 15-21 il punteggio, -6 San Salvatore, che ora dà qualche segnale di risveglio anche dal punto di vista difensivo. Cordola riesce a servire il passaggio d'apertura, Lussu attacca in sovrannumero la squadra giallonera. Arioli se la sente, ma stavolta il suo tiro da 3 punti è corto. C'è il fischio arbitrale per assegnare la rimessa dal fondo a Udine. Coach Pomiglio ha pronto un cambio, esce Da Pozzo ed entra in campo con il numero 15 Elisa Pontoni, giocatrice molto interessante, classe 98, ha partecipato agli scorsi mondiali under 19 che si sono svolti proprio a Udine con la nazionale italiana. Bianco a ricevere in punta, è accoppiata con Rondinelli, arriva il taglio a ricciolo da parte di Vicenzotti e poi il canestro comodo realizzato proprio dalla nuova entrata Pontoni. Azione ed esecuzione offensiva da manuale in questo caso per Udine. 23-15 il punteggio, +8, continua a controllare e ad avere in mano l'inerzia in questo primo quarto la squadra ospite. Qui Arioli stoppata, il suo tentativo un po' prevedibile in questo caso, schema a testa per Rainis, dall'altra parte attende l'arrivo di Vicenzotti per il tiro da 3 punti a segno. Che primo quarto da parte di Udine, che ora si porta sul 26-15, nuovo massimo vantaggio in questa partita. Ultimi 30 secondi del primo quarto, Cordola contro la difesa di Bianco, buon taglio da parte di Rondinelli, non c'è il fallo e si arrabbia il pubblico del San Salvatore, probabilmente non aveva tutti i torti in questo caso. Rainis, altro piazzato comodo dall'angolo, anche questo a segno. Udine va come un orologio. 28-15 il punteggio, +13, 10 secondi. San Salvatore può costruire un buon ultimo tiro. Qui lo show difensivo da parte di Bianco, che poi recupera la posizione su Cordola, segno di talento puro ancora Cinzia Arioli, che poi evidenzia anche un pizzico di frustrazione. Il primo quarto del resto non è stato ottimale da parte del San Salvatore, che dopo i primi 10 minuti di gioco insegue 11 lunghezze la del Seruldi. Udine sul punteggio di 28-17. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Inizia il secondo quarto con Vicenzotti a eseguire la rimessa e con il numero 21 Rainis a dare il via alla prima manovra d'attacco da parte della Derser. La ricezione in post basso, poi il taglio da parte di Rainis, che ha spazio per mandare per aria questo tiro frontale dalla media distanza, che è però sbagliato. Pontoni lotta alla grande a rimbalzo ma muove il piede perno, allora arriva puntuale la chiamata di infrazione di passi per la giocatrice in canotta arancione. C'è anche la corte intanto in campo per il San Salvatore. Kostaico sta provando qualche soluzione, dicevamo, quanto Rondinelli si dimentica del pallone e altra palla persa, forse anche un problema di concentrazione a questo punto del match per il San Salvatore. Scuote la testa la panchina giallonera. Non è stato un ottimo approccio fino a questo momento anche all'interno
di questo secondo quarto che però appena è iniziato. Pontoni tanto va a servire la compagna di squadra sul fronte opposto. Si trattava della nuova entrata Isabel Romano, giocatrice nota in Sardegna, per lei una parentesi anche se piuttosto breve in Serie A1, 2 stagioni or sono con il Cus Cagliari, stagione quella condizionata da un grave infortunio. Il Cus la ingaggiò dalla Calligaris Triestina, formazione che l'ha formata cestisticamente. Tanto Gagliano con un airball dalla media distanza, un tiro anche abbastanza difficile, la difesa aveva tenuto bene. Dicevamo di Isabel Romano, chiamata ad allungare un po' la rotazione abbastanza esigua in quell'annata per coach Antonello Restivo, e si fece subito male, pertanto rendendo sostanzialmente vano il suo arrivo in casa cagliaritana. Tanta pressione in questo caso da parte del San Salvatore, che prova ad alzare un po' il livello difensivo. Qui errore con Cordola che lotta a rimbalzo, Rondinelli servita in transizione, Lussu ancora per la giocatrice italo-canadese che realizza i primi punti della sua partita, applaudita dal pubblico selaggino. 19-28 con lo schema chiamato da Romano. Attende Pontoni per il blocco, rola dentro Pontoni, la guarda Bianco ma non la serve, si va sul lato sinistro dell'area dove la via è però ostruita per Udine. Ne nasce poi un tiro dalla media distanza non particolarmente di qualità. Il San Salvatore recupera agevolmente il rimbalzo difensivo e ora si ripropone nella metacampo d'attacco con l'azione gestita dalla Corte. Vede per un attimo un varco sul corridoio di sinistra, poi torna fuori per Cordola, guarda verso Gagliano, c'è Rondinelli in avvicinamento a canestro, prova a battere Bianco con la finta, si appoggia al tabellone ma sbaglia. Riparte la Delser, ora cerca di accelerare Vicenzotti che è chiusa però in angolo da Gagliano. Ricezione profonda e tentativo di passo d'incrocio da parte della giocatrice in canotta numero 15, ancora Pontoni per Udine, errore Rondinelli, contropiede 3 contro 1, San Salvatore non lo deve vanificare, ci riesce a realizzare in particolare Gagliano, sfruttando l'assist di Cordola che per un istante rischia di pasticciare, poi trova l'equilibrio per servire la compagna. Tiro da 3 non contestato, intanto questo è un errore da parte del San Salvatore che viene però perdonato in questo caso. Lussu rischia la palla persa, poi si lotta sul pallone vagante, l'ultimo tocco è stato di una giocatrice friulana. Coach Pomiglio ha pronto un doppio cambio, ci sarà il rientro di D'Apozzo e anche il primo ingresso in partita, se non vediamo male, la giocatrice in canotta numero 6, si tratta di Matilda Ciotola. E dicevamo in precedenza anche di coach Amalia Pomiglio, tecnico della Delser Udine, che ha vinto 2 scudetti da giocatrice con Vicenza nelle stagioni 86, 87, 87, 88. Ha sposato l'ex ostacolista Daniele Fontecchio, che è stato semifinalista alle Olimpiadi di Los Angeles 84, era un ostacolista. Maria Pomiglio, che è tra l'altro anche madre di Simone e Luca Fontecchio. Luca gioca nella Sigeco Piacenza in Serie A2, Simone invece alla Vanoli Cremona di Meo Sacchetti e anche di Drake e Travis Diner. Simone Fontecchio a Cremona, in prestito ovviamente dall'Olimpia Milano. Intanto attacca ancora Udine con Romano, prende il centro dell'area con la mano sinistra, firma il +7 Udine. Il San Salvatore ha provato ad accorciare ripresentandosi anche sul -5. È stato ricacciato indietro in questo caso da Romano. Rondinelli, penetrazione, trova il fallo, paga dividendi allora l'aggressività in questo caso da parte di Melissa Rondinelli. Per lei 2 tiri liberi, abbiamo parlato delle sue cifre, mentre è pronto il rientro in campo da parte di Cordola con coach Staico che ridisegna il suo quintetto. Dall'altra parte invece esce Vicenzotti ed entra per la prima volta in partita Sturma con la canotta numero 11. Dicevamo Melissa Rondinelli, 16 punti di media con 7,6 rimbalzi, 73 invece per cento ai liberi. Il primo va dentro, e anche il secondo va dentro per Melissa Rondinelli, giocatrice classe 1991, che permette a San Salvatore di tornare sul -5
25-30. La Corte tiene qui su Romano, rimane con lei, poi difende ancora su questo tentativo di penetrazione, va a cercare anche il pallone, la via però poi diventa libera per la penetrazione comoda da parte di Ciotola lungo la linea di fondo, a segno la giocatrice udinese, schema pollice per Lussu, si apre per la ricezione Arioli, oltre l'arco c'è la Corte che va subito dentro, aggressiva in penetrazione, in ritardo la difesa di Udine. Questo probabilmente stanco di attaccare con maggior decisione il Ferro in questo secondo quarto, sta eseguendo fino a questo momento la sua squadra. Due liberi per Michela Lacorte a 5:41 dallo scadere del primo quarto, sul punteggio di 32-26 ora per la Delser Udine. Lacorte, elemento sempre prezioso in uscita dalla panchina, quasi 4 punti di media in circa 20 minuti per lei, ha realizzato il secondo tiro libero, 27-32. Prosegue questo elastico tra +7 e +5 sempre in favore di Udine. Qui prova a forzare il blocco la Corte, c'è il fallo, Romano a eseguire la rimessa d'attacco per Udine. Stiamo avvicinando, come detto, alla metà del secondo quarto. Ciotola riceve dopo la rimessa, c'è il blocco portato da parte di Pontoni che ora vuole lavorare vicino a canestro contro due avversarie, però si chiude bene qui la difesa del San Salvatore che ora prova a partire in transizione. Arioli si arresta, attende il taglio di Gagliano, letto bene però da Romano, prova a lanciare il contropiede con Sturma che sbaglia dall'angolo, recupera però il rimbalzo Pontoni, allora si riparte da Pozzo. Ciotola, palla dentro, il pallone sporcato da Rondinelli con braccia molto lunghe, riesce poi a perfezionare il recupero Arioli che predica ancora una volta calma, chiamando lo schema testa, prova ad accelerare in ritardo sul primo scivolamento la sua avversaria, c'è il fallo, rimessa in attacco sempre per il team giallonero. 4:52 per andare al riposo lungo. La Corte riceve a spazio la sua avversaria diretta in ritardo, si trattava di Ciotola, tiro da 3 a segno. Rondinelli che aveva tanto spazio ha sfruttato bene il vantaggio guadagnato dalla Corte per mettere a segno il -2. 30-32, c'è bisogno di un'altra difesa aggressiva ora per il San Salvatore. Romano prova a scaricare, fuori c'è probabilmente una mano di troppo che va a trovare non il pallone bensì il braccio di Isabel Romano che ora esce per far spazio a Elisa Mancabelli, tornata dunque sul parquet per la Delser Udine. Sono 3 i falli di squadra da parte della Delser, 2 invece quelli commessi dal San Salvatore. Ciotola fuori per Pontoni, circolazione sul perimetro e poi palla subito dentro ancora per Ciotola, dimenticato un po' dalla difesa del San Salvatore che ha sofferto il suo taglio nell'ultimo caso. Lavora bene con le esecuzioni offensive, lo sottolineiamo ancora una volta. Udine abbastanza ordinata, non è altrettanto ordinato in questo caso il San Salvatore che ora deve difendere sul contropiede da parte di Sturma. Il tentativo di passaggio in direzione di D'Apozzo, recupera la Corte che è entrata in campo molto combattiva come al solito. 3:57 ancora da giocare in questo secondo quarto, torna Mura per il San Salvatore, esce Lussu e c'è anche il time out stavolta chiamato dalla panchina della Delser Udine, avanti di 4 lunghezze sul San Salvatore sul punteggio di 34-30. La Corte per Arioli e riparte il San Salvatore che vuole chiudere bene questo primo tempo cercando di ricucire il margine che ora la vede sotto contro la Delser Udine. Alto-basso per premiare Gagliano, in questo caso il giro sul perno, un tiro in allontanamento a segno, uno dei classici tiri di Delia Gagliano che riporta il San Salvatore ora sul -2, 34-32. La partita si è rifatta in equilibrio dopo che Udine a un certo punto di questo primo tempo ha avuto anche 11 lunghezze di vantaggio. Direi che è stata decisiva la pressione difensiva del San Salvatore che è tornata a crescere anche in virtù degli innesti dalla panchina da parte di La Corte e di Rondinelli. La Corte va a prendersi anche il fallo di sfondamento, continua ad essere tra le più positive in questa gara per il San Salvatore. 3:22
ancora da giocare nel secondo quarto, e ancora schema testa per Arioli che accoppiata con Sturma, si apre Gagliano, Arioli può attaccare, Sturma è molto più rapida di piedi rispetto alla sua avversaria e infatti esegue, va a prendersi un prezioso fallo, è il quinto di squadra da parte di Udine, ci sono liberi, è sempre un buon affare mandare in lunetta Cinzia Arioli, 89% come detto per lei in stagioni 2-2 in precedenza, anche questo va dentro. Cifre generali di Arioli parlano di 10,4 punti e 4,2 rimbalzi di media, con anche 3,4 assist, 2-2 anche in questo caso. Allora si torna in parità, qui per un attimo rischia di essere persa sul taglio backdoor Mancabelli, il San Salvatore poi pasticcia un po', da Pozzo a recuperare il rimbalzo dopo l'errore, Mancabelli ha spazio per il tiro da 3 punti, sceglie però di andare da Ciotola, sbaglia anche la giocatrice in calotta numero 6, affonda allora la transizione di San Salvatore con Mura, cost to cost di Mura, a segno, vantaggio San Salvatore sul 36-34. Che canestro per Francesca Mura, è venuta fuori in maniera quasi rabbiosa dalla pressione avversaria e poi è andata in prima persona a realizzare. Qui buona circolazione per Udine, non viene però premiata dal ferro la corte con un passaggio scontato per Arioli, è letto bene dalla difesa, non arriva per fortuna del San Salvatore il recupero di palla, bensì solo il tocco. Coach Pomiglio intanto non è soddisfatta in questa fase centrale del secondo quarto da parte delle sue ragazze, va a provvedere addirittura a un triplo cambio. Coach Staico vuole riorganizzare il proprio quintetto e anche lui chiama time out. Riepiloghiamo la situazione, San Salvatore è riuscito a completare la rimonta e ora comanda di 2 lunghezze, 36-34 contro la Dels Udine, 2 minuti 25 secondi per andare al riposo lungo. Parziale di 19-6 all'interno di questo secondo quarto in favore del San Salvatore, si riprende a giocare sul +2 come detto per la squadra di casa. Udine ha provato ancora ad allungare la difesa, i giallonere sono in attacco con Michela Laccorte, oltre l'arco Mura che va a cercare in angolo con un passaggio un po' rischioso Arioli deve inventarsi qualcosa, sta scadendo il cronometro dei 24, sbaglia con il rimbalzo conquistato da Alessandra Mio. Altro ingresso, nuovo ingresso in campo per Udine. Ora Rainis va a servire il post basso di Da Pozzo, tiro fronte a canestro sbagliato da Sturma, anche sfortunata in questo caso, ma c'è il rimbalzo d'attacco e l'extra possesso per le friulane. Pontoni oltre l'arco, serve Sturma, Arioli va a prenderla in consegna, subito il raddoppio in post e poi il tiro da 3, una tabellata da parte di Pontoni allo scadere di 24. Il San Salvatore può attaccare ancora una volta forte di 2 lunghezze di vantaggio. Arioli dal palleggio, Rondinelli si fa vedere, c'è invece il pallone in angolo per Gagliano, le concede il piazzato Pontoni che alza però il braccio per andare a contestare la sua conclusione. A giudizio degli arbitri c'è stato evidentemente un tocco sul braccio che permetterà allora a Delia Gagliano di andare in lunetta con 2 tiri liberi a 1 minuto e 22 secondi dalla conclusione del secondo quarto. Delia Gagliano, classe 97, tra i prospetti più interessanti solo a livello regionale ma anche a livello nazionale per la sua età, 8,2 punti, 5,6 rimbalzi di media in questa stagione, 62% ai liberi, qui fa 1 su 2, ma c'è il gran rimbalzo d'attacco da parte di Rondinelli che garantisce un altro possesso d'attacco. Rondinelli qui probabilmente esagera un pochino, ha voluto subito giocare l'1 contro 1 partendo spalle a canestro, poteva ricostruire invece il San Salvatore. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto del secondo quarto, piazzato fronte a canestro sbagliato da parte di Vicenzotti. Sturma offre l'extra possesso offensivo alla sua squadra in avvicinamento a canestro, ancora Vicenzotti, tiro piazzato comodo che però Mio non riesce a convertire in 2 punti. Arioli cerca di correre ora nell'attacco del San Salvatore, poi preferisce arrestarsi, attendere il piazzamento delle compagne, c'è il blocco di Gagliano per l'uscita di Mura, va dentro, penetrazione centrale Arioli, non c'è il fallo, Rondinelli prova a salvare, non ci riesce, altra interruzione della partita, c'è un cambio per parte, esce Laccorte, torna Cordola
per il San Salvatore, la corte protagonista di un ottimo secondo quarto. Dall'altra parte torna Bianco ed esce con il numero 15 Pontoni. La partita è ripresa, 35 secondi per andare all'intervallo lungo con Sturma che serve fuori Mio, poi Bianco, la circolazione sul perimetro, è pronto il pick and roll con Bianco che finisce anche per terra, tiro da 3 punti, un cross in questo caso, 20 secondi, San Salvatore può costruire con calma, il fallo abbastanza ingenuo in questo caso da parte di Bianco sul tentativo di partenza in palleggio da parte di Gagliano, ingenuo perché concede 2 tiri liberi al San Salvatore. 18-5 ancora da giocare, Udine potrà ripresentarsi nella metacampo d'attacco, Gagliano invece avrà l'occasione di allungare dalla lunetta. Il San Salvatore è riuscito a rimettere subito in piedi una partita che inizialmente pareva stregata, con Udine che difendeva fortissimo e attaccava con grande qualità. Gagliano intanto ha sbagliato il primo, il secondo invece trova maggior fortuna, più 4 ora San Salvatore, 38-34. Ci sono 14 secondi per trovare un tiro per la Dancer, l'end off ora per giocatrice in caduta numero 21 Rainis, vicino a canestro realizza Vicenzotti, ancora 4 secondi, Arioli è la giocatrice deputata a prendersi l'ultimo tiro, non è neanche malaccio la chance costruita da Arioli che però non trova il canestro. Allora dopo i primi 20 minuti di gioco al Palaviene di Selagius nella 15ª giornata del campionato di Serie A2 femminile girone Nord, il San Salvatore Selagius è avanti sulla Delser Udine con il punteggio di 38-36. Studio Casa è un'impresa edile specializzata in ristrutturazioni e costruzioni secondo le più accurate e innovative metodologie. Con oltre 500 lavori eseguiti, l'azienda si colloca come leader nel panorama regionale, offrendo un'assistenza alla clientela dalla fase di progettazione e di sbrigo pratiche a quella della scelta dei materiali e della realizzazione delle opere. Forniture dirette dalle fabbriche, lavori in tempi certi con la massima qualità, certificazioni di legge e agevolazioni fiscali. Studio Casa, un unico interlocutore, un'unica garanzia, una scelta sicura. È stata finora una partita dai 2 volti per il San Salvatore Selagius, sotto anche di 11 nel primo quarto, ma capace di compiere un'ottima rimonta nel corso del secondo periodo. San Salvatore che ora conduce sul +2, che si ripresenta sul parquet con Arioli, Rondinelli, Gagliano, Fabbri e Lussu. Tiro da 3 punti proprio per Rondinelli, un airball. Allora Udine riparte con Rainis, schierata da coach Pomiglio per questo terzo quarto assieme a Bianco, poi ancora Vicenzotti, riconosciamo con la caduta numero 16 da Pozzo e con la numero 10 Mancabelli. Queste le 10 protagoniste sul parquet. Palla persa da Udine, San Salvatore può ripresentarsi nella metacampo d'attacco con Anna Lussu, ora chiamata ad agire in posizione di playmaker. Rondinelli finta il taglio dentro, poi si apre per ricevere contro da Pozzo che la marca in maniera molto aggressiva. Udine vuole spesso impedire quel passaggio di apertura del gioco offensivo del San Salvatore. 2 secondi per lo scadere di 24, airball anche per Fabbri con il tiro cadendo all'indietro. Non un granché questa manovra d'attacco da parte delle Selargine. Allora riparte Udine, Vicenzotti dal palleggio, la attende Gagliano, è pronto il blocco di Bianco, la palla sotto ancora per Bianco. Non male questa manovra da parte di Udine, non arriva però il canestro. Gagliano allora lavora sul blocco di Rondinelli, il passaggio di riapertura proprio per l'italo canadese che è però sbagliato da parte della giocatrice catalana. Corre in contropiede da Pozzo, ma c'è il gran rientro da parte di Lussu che fa suo il pallone. Già chiamato il nuovo gioco d'attacco, schema corna per il San Salvatore. C'è il taglio dentro da parte di Rondinelli che poteva ricevere, voleva andare da Fabbri invece, che non aveva però
ancora posizione ottimale, spalle a canestro. Rainis dal palleggio per la Delser, partita che continua a essere equilibrata. Si apre per ricevere ora Mancabelli sul blocco di Bianco. Gagliano va a prenderla in consegna, passo d'incrocio, Bianco, tiro piazzato dalla media, segno parità a quota 38. Fabbri ha provato a uscire per contestare questo piazzato dalla media distanza, aveva però preso bene la mira alle distanze col canestro la sua avversaria. Arioli, azione personale per riportare avanti il San Salvatore sul 40-38. Numerosi gli 1 contro 1 giocati in questa partita da parte dell'ex giocatrice, tra le altre del Cuscagliari. Spalle a canestro Vicenzotti, Rainis da 3 con sfortuna, il pallone ruota attorno al ferro e poi esce. Lussu subito attaccata da parte di Rainis, senza però indugi, senza problemi nella metacampo di Udine. Palla dentro per Rondinelli, tiene bene il contatto e segna Melissa Rondinelli, più 4 San Salvatore. Vedremo se le giallonere saranno capaci non solo di tenere a bada i tentativi di assalto da parte della Denser, ma anche magari di costruirsi un buon bottino poi da amministrare nel corso dell'ultimo periodo di gioco. Relazione sul perimetro, pick and roll con Da Pozzo che riceve il pallone dalla compagna allo scadere di 24, a segno con il numero 13 Vicenzotti, ma il cronometro di 24 si era già esaurito. Si rimane sul 42-38 per il San Salvatore, che può dunque attaccare ancora con anche le indicazioni da parte di coach Staico. Ha tirato su un raddoppio, Arioli, ne viene fuori bene il San Salvatore, scarico per Fabbri che però non è ben posizionata ed è subito attaccata da 2 avversarie. Udine che la teme particolarmente, dall'alto dei suoi 197 cm può far male vicino a canestro. Fabbri spesso e volentieri è pronto un raddoppio su di lei quando abbassa il pallone, ci sono 2 piccole che vanno subito a cercare di strapparglielo dalle mani. Qui davvero difficile per le pari ruolo andare a contrastarla, riceve il pallone con le braccia alte, già praticamente a pochi centimetri dal canestro, non è riuscita però a realizzare in questo caso una giocatrice che ha avuto un lungo trascorso anche nella nazionale maggiore italiana. Qui Udine con difficoltà, tiro da 3 punti sbagliato da Vicenzotti, rimbalzo troneggiante di Fabbri e poi serve Arioli, attacca a 3 contro 2 San Salvatore. Arioli si mette in proprio, sbaglia, Rondinelli prova a tener vivo a rimbalzo l'ultimo tocco, però il suo Udine può ripartire con la rimessa la zona difensiva. Scelta questa che non ha convinto proprio tutti, diciamo così, al Palaviano. Fatto sta che la Delser può attaccare, come detto, con Rainis ed è forte la pressione da parte di Lussu. Rainis riceve il pallone di ritorno da parte di Mancabelli, ora osserva ciò che succede all'interno dell'area, c'è il taglio da parte di Mancabelli, tentativo di riapertura poi letto bene da Fabbri. Ancora Arioli, vuole lo schema testa, si parte con Fabbri in gomito e Gagliano che reclamava il pallone lungo la linea di fondo. Fabbri poi ribalta per Gagliano, si avvicina a Rondinelli per la giocata di pick and roll. Gagliano vuole l'1 contro 1 e per poco non lo manda a segno. Interessante lettura questa di Gagliano, non premiata però dal canestro. Mancabelli in angolo, Vicenzotti con tanti metri di spazio non può sbagliare. Udine sul -2, partita ancora sui binari dell'equilibrio quando siamo quasi a metà del terzo quarto. Lussu le finte, avrebbe probabilmente spazio per il tiro, in gomito Rondinelli, vorrebbe un alto basso con Fabbri, le viene negata però la ricezione, tiro sbagliato qui dalla media distanza. Poi buon lavoro anche col tagliafuori da parte di Udine che si costruisce un buon tiro da 3 punti. Vicenzotti a segno per il controsorpasso della Desser sul 42-43. Ancora ottima capacità di costruire anche in situazioni di transizione per la Libertas. Cambio per coach Staico, Fabbri sta un po' accusando anche la stanchezza, direi. Ricordiamo che è al rientro quest'oggi dopo un lungo stop per infortunio, mancava dal 2 dicembre dalla formazione interna del San Salvatore contro
l'allora fanalino di coda Fanola San Martino. Qui un'altra linea di passaggio intercettata, Vicenzotti si lancia in contropiede, Arioli spende il fallo, c'è il potenziale gioco da 3 punti per la Delser, che ora trascinata da Vicenzotti prova a mettere nuovamente in grave difficoltà il San Salvatore. C'è il libero aggiuntivo per Vicenzotti, come detto grande protagonista dell'affermazione contro Bolzano. 12 punti di media in questa stagione, 76% ai liberi. Segna anche il libero supplementare, allora il punteggio mette avanti la Delser sul 46-42. Parziale aperto in favore delle friulane. Parziale favorito dalla prestazione super da parte di Vicenzotti. Alla prima pausa andremo a vedere quelle che sono le cifre da parte delle giocatrici in campo. Palla persa sanguinosissima ancora per il San Salvatore. Vicenzotti ringrazia, manda a segno un altro canestro da 3 punti per il +7. E ora vedremo se Coach Staico andrà a chiamare time out. In angolo Lussu, dentro Cordola, bene per Rondinelli. In un momento di difficoltà il San Salvatore trova un'ottima esecuzione d'attacco, c'era probabilmente anche il fallo su Rondinelli, non ravvisato però dalla coppia arbitrale. 44-49, Romano dal palleggio, arriva il blocco di Bianco da 3, Vicenzotti ormai è carichissima, stavolta però sbaglia. Allora Arioli, la transizione del San Salvatore con Arioli che vince un contrasto, per usare un termine calcistico. Il pallone le rimbalza nuovamente sulle mani, poi la stoppata, meglio il pallone intercettato da Udine sull'iniziativa di Lussu. 3:15 per andare all'ultimo mini intervallo di questa partita. L'inerzia è ancora tra le mani della Delser e allora c'è bisogno, direi a questo punto del match, di tutta l'abnegazione, di tutta l'energia di Anna Lussu, che va a contendere questo pallone e a riconquistarlo. Pronto un cambio per Coach Staico, tornerà tra qualche istante Michela Laccorte, prima però c'è il time out chiamato proprio dal tecnico giallonero. 3 minuti e 9 secondi allo scadere del terzo quarto. Il San Salvatore prova ancora a ricucire questo strappo con la difesa ora a zona da parte di Udine da 3 punti. Arioli sbaglia, Rondinelli lotta a rimbalzo con la sua consueta caparbietà e porta a casa un fallo che in particolare è stato commesso dalla numero 21, si tratta di Carlotta Rainis. Questo è il primo fallo però di squadra soltanto, anzi il secondo fallo di squadra da parte di Udine in questo terzo quarto. Dunque rimessa dal fondo, Arioli a eseguire, subito fuori per Lussu. Rondinelli si propone, si va invece da Laccorte, ancora Arioli. Laccorte in angolo da Lussu, il tiro da 2 punti sbagliato, a rimbalzo Bianco. San Salvatore che dovrà trovare la quadra contro questa difesa da parte di Udine, che decide di interpretare così questo momento della partita. Scelta tattica interessante, il tiro sbagliato da Vicenzotti, un fattore davvero in maniera assoluta nel corso del terzo quarto. Lussu per Arioli, va in ricezione profonda da Rondinelli che però non riesce a trattenere il pallone, si lotta poi sulla sfera. Udine può provare a correre con Vicenzotti che però si accontenta di far scorrere anche il cronometro, attende l'arrivo delle compagne per far partire il gioco d'attacco. Isabel Romano in gomito, Vicenzotti poi in angolo, riceve ancora, che ne ha scarico, gran lettura, persa da Pozzo, 2 facili, applausi per questa esecuzione da parte della Libertas. Udine che continua a eseguire con competenza i giochi d'attacco. Arioli in gomito da Rondinelli, Cordola vorrebbe palla vicino a canestro, riceve in questo istante una situazione abbastanza complicata, allora si va da Arioli in angolo, Lussu, altro tiro dall'angolo, stavolta la fortuna decide di aiutare il capitano del San Salvatore. 46-51 per chi attacca. L'alto basso con Bianco che trova l'equilibrio per il tiro del 53-46. Non sono granché efficaci fino a questo momento i tentativi di rimonta da parte del San Salvatore. Il pallone a mio giudizio intercettato con un piede, in questo caso da parte di Rainis. Gli arbitri lasciano correre, Rainis va a segno
coach Staiko non è riuscito a ottenere la reazione che voleva da parte delle sue ragazze, allora va a chiamare un nuovo time out, 1 minuto 1 secondo per chiudere il terzo quarto. Udine continua a comandare qui al Palavienna sul punteggio di 53-46. La Corte serve Arioli, riparte il San Salvatore dopo il time out, subito tanta pressione. Ora con 15 secondi sul cronometro il San Salvatore può finalmente far partire il suo gioco d'attacco. Cordola buona la linea di fondo ma è chiusa, lo scarico per Rondinelli non è felice. Altro recupero di palla vincente da parte delle friulane che ora chiamano lo schema maglia. Ciotola per Romano, arriva ora Arioli, il blocco e poi c'è spazio per Romano, preferisce scaricare in angolo da 2 punti. Ciotola sbaglia, la Corte può poco a rimbalzo contro Bianco che però poi sbaglia il passaggio. Tanti errori in questa fase della partita. Lussu dal palleggio, 14 secondi, si può lavorare per un buon tiro in casa San Salvatore. In angolo la Corte, linea di fondo quasi sgambettata, arriva il fallo abbastanza evidente direi in questo caso da parte della numero 16, si tratta di D'Apozzo, dunque rimessa dal fondo. D'Apozzo si lamenta ma sembrava esserci il fallo. Rimessa eseguita sempre dalla Corte, fuori per Arioli. 5 secondi ora per il tiro del San Salvatore, lavora sul blocco di Rondinelli, in angolo tanto spazio per Anna Lussu, il primo ferro le dice di no. Allora dopo 30 minuti di gioco l'inerzia della partita ha ancora cambiato padrone, ora è Udine a comandare, 55-46 il punteggio per la squadra allenata da coach Pomiglio. Altri 10 minuti per le speranze del San Salvatore Selagius di cogliere 2 punti che sarebbero molto importanti in chiave playoff contro un'ottima Delser Udine, scesa in campo con piglio molto combattivo questo pomeriggio al Palavienna, piglio combattivo ma anche tanta qualità nei giochi d'attacco, come anche in questo caso semigancio vincente di Pontoni per il +11, eguagliato il massimo vantaggio in questa partita da parte di Udine. L'altro è arrivato nel corso del secondo quarto, qui negata la ricezione profonda a Cordola che però in qualche modo riesce a tornare in possesso del pallone. Rondinelli sale per provare a bloccare su Arioli, tiro dall'angolo difficile ma anche questo assegno per Arioli, ci vorrà tutto il suo talento offensivo per cercare di rimettere in carreggiata il San Salvatore, ma ci vorrà a mio giudizio anche una difesa aggressiva così come era stato nel secondo periodo. Arioli a intercettare il pallone, poi c'è il fallo speso da Sturma, forse anche con un pizzico di frustrazione era andata a contendere il pallone quando questo ormai era già saldamente nelle mani della sua avversaria che stava avviando l'azione di contropiede. Proteste di Sturma, ora rimproverata anche con una certa veemenza da parte dell'arbitro. Si riparte la Corte per Lussu, il San Salvatore ha bisogno di una reazione in questo momento della partita. Arioli, invitato dal pubblico a prendere il tiro da 3 punti, preferisce servire il post di Cordola. La finta sul perno, ribaltamento per la Corte, scelta non perfetta forse in questo caso da parte del San Salvatore, anche perché il passaggio di ribaltamento non era arrivato forse con i giusti tempi per permettere alla Corte di tirare in ritmo da 3 punti. Allora Lussu dall'altra parte, stavolta è Rondinelli a proporsi per la ricezione vicino a canestro, trova il fallo Melissa Rondinelli
classe 91, ma con un bagaglio di esperienza già abbastanza importante, esperienza soprattutto internazionale per lei, arrivata stagione in corso, come detto dal San Salvatore, da una squadra abbastanza ambiziosa del girone sud, così come San Giovanni Valdarno. Ora Ciotola a colloquio con lo staff tecnico della Delser. Rondinelli segna il primo tiro libero, ha bisogno di questi punti il San Salvatore per riportarsi a contatto. 8-12 per la conclusione di questa gara. Rondinelli, altro tiro libero, questo sbagliato a rimbalzo da Pozzo per Ciotola. Riparte Udine ora con Pontoni, pallone ceduto a Romano, il pick and roll con Pontoni sul perimetro. Sturma, bel gioco a due con Da Pozzo che però si divora il canestro. Allora il San Salvatore ha una buona chance ora per provare ad avvicinarsi ancora. Arioli col palleggio aperto, poi il passaggio per la corte. Cordola se la sente da 3 e manda a segno il canestro del -5, 57-52. Altro scossone alla partita da parte del San Salvatore. -5, 7:30, c'è tutto il tempo per riuscire ancora una volta a rimontare. Arioli finisce per terra, il gioco però prosegue. Da Pozzo il tiro dalla media, segno con l'aiuto del tabellone da parte di Pontoni. Freddezza ora nell'attacco di Udine, nonostante il tentativo, un nuovo tentativo di assalto da parte del San Salvatore. Rondinelli guarda il canestro, il tiro dall'angolo molto corto, a rimbalzo poi si disturba con la corte. Le due erano abbondantemente in anticipo rispetto alle avversarie, troppa foga, poi hanno pasticciato e allora a spalle a canestro Sturma in maniera un po' goffa, in questo caso in due ad avventarsi sul pallone, e per fortuna del San Salvatore la regola del possesso alternato le consentirà di tornare in attacco mentre torna Mura ed esce Arioli che va a riposare, immaginiamo, in vista della fase più calda di questa partita. Ripetiamo la situazione di punteggio: +7 del Serudine qui al Palaviana sul 59-52, 6:51 per l'ultima, o meglio per la conclusione a questo punto della gara, 15° turno del campionato di Serie A2 femminile di basket. La corte per Mura in angolo, Rondinelli era pronto l'alto basso con Cordola, si va invece sul perimetro, poi spalle a canestro la giocatrice di Carmagnola da 3, ci pensa Michela Laccorte per il -4, 59-55. Le percentuali sono tornate ad assistere il San Salvatore, che ora vuole correre in contropiede, chiede un pallone alto. Rondinelli per andare subito con il layup. Il San Salvatore riesce comunque ad attaccare, spazio per Cordola, vuole il centro dell'area, riapre per Rondinelli con metri di spazio. Melissa Rondinelli, anche lei a segno, -1 San Salvatore, 58-59. Dovrebbe essere questo il punteggio, il tabellone del Palaviano invece indica 57-59, allora evidentemente era da 2 punti l'ultima conclusione. Fatto sta che il San Salvatore, dopo essere scivolato nuovamente sul -11, adesso è ancora di -2, anticipato qui il passaggio per Cordola. Udine sa che il team giallonero vuole spesso finalizzare il gioco d'attacco per una ricezione vicino a canestro da parte di Cordola che poi va a spendere il fallo dalla parte opposta. 2 tiri liberi per Udine a 5:23 dalla conclusione del match. Time out chiamato dalla panchina friulana. Liberi per Udine, sbagliato il primo però da parte di Pontoni. Inizia a pesare il pallone con il match nuovamente in equilibrio. Pontoni segna il secondo per il +3, 60-57. San Salvatore è già dall'altra parte. Lussu per Cordola, attenzione perché è arrivata la frittata. La rimessa sarà in favore della Delser. Proteste abbastanza decise sia delle giocatrici in campo che del pubblico. Si chiedeva un ultimo tocco da parte
della Desser, che però evidentemente non c'è stato. Allora palla in mano ancora le friulane con Rainis, pronto il blocco di Pontoni. Oltre l'arco c'è Vicenzotti che prova a battere 1 contro 1, Rondinelli, il passaggio per Mancabelli con spazio da 3 punti letale. Mancabelli per il +6 Udine che risponde da grande squadra al tentativo di rimonta da parte del San Salvatore. Ora forse un po' avventata questa iniziativa di Cordola, la freccia in possesso alternato ovviamente ha cambiato direzione e ora Udine può attaccare forte di 6 lunghezze di vantaggio, come detto, sul 63-57. Mancabelli con una tripla in precedenza molto importante nell'economia di questa partita. Rainis col piazzato, anche questo a segno. Udine che ha mantenuto la lucidità in tutti i momenti della partita e che a mio giudizio merita la posizione di classifica che occupa. Ora Rondinelli in gomito, sceglie Mura da 3 punti, Mura sbaglia, rimbalzo ben conquistato da Pontoni. 4-10 ancora per i tentativi del San Salvatore, che ora sembra nuovamente in debito dal punto di vista della fiducia. Rimessa dal lato in zona d'attacco. Mancabelli per Rainis. Vicenzotti guarda dentro, c'è la ricezione spalle a canestro da parte della compagna, si tratta di Pontoni dalla media, ancora l'errore, poi Lusso a rimbalzo, conquista il pallone, prova a lanciarsi nella metà campo d'attacco, ancora Anna Lusso in possesso del pallone, c'è un corridoio di penetrazione, il passaggio per l'Accorte in ritmo da 3, non arriva il canestro che avrebbe fatto alzare in piedi tutto il pubblico del Palavienna. Poi la lotta sul pallone vagante premia Udine, altra interruzione del gioco per un time out chiamato da coach Fabrizio Staico. Udine è scappato di nuovo via 65-57 il punteggio per le ospiti da 3 minuti e 38 secondi dal termine del match. Mancabelli rimette in gioco il pallone per la Desser. Udine ora da Pozzo va in direzione la sua compagna in caduta numero 13, si trattava di Vicenzotti. Il tiro dall'angolo sbagliato da Pontoni, vola a rimbalzo da Pozzo, la stoppata clamorosa di Mura, poi si lotta sul pallone vagante, stavolta il possesso è per il San Salvatore, può alimentare dunque le proprie speranze. Manca tanto al termine di questa partita, c'è tutto lo spazio per provare a superare ancora una volta. Udine ha riposato ed è prossima al rientro in campo. Arioli sbaglia intanto Rondinelli, che è però brava nel recuperare il rimbalzo d'attacco. Mura dentro per il taglio di Rondinelli, qualche difficoltà nella ricezione, Mura a sua volta taglia verso il canestro e poi sbaglia. Qui c'è il fallo evidente su Cordola, che ha provato il tiro. Il braccio della sua marcatrice si è abbassato in maniera, a mio giudizio, inequivocabile. Allora arriveranno 2 liberi per Cordola, con Lussu che esce, lascia spazio come preannunciato a Cinzia. Arioli, Cordola in lunetta, sbaglia il primo. Questi sono punti pesanti che il San Salvatore deve portare a casa. Linea Cordola, 48% ai liberi, secondo va dentro, 58-65, schema maglia ancora una volta per Udine. Vicenzotti sbaglia il tiro dal gomito, poi l'ultimo tocco è stato di una giocatrice del San Salvatore, piccola ingenuità questa con Mura che aveva lasciato scorrere il pallone. Proprio Vicenzotti a rimettere in gioco da Pozzo, Pontoni e poi Rainis. Si cerca un varco ora con il tentativo di penetrazione da parte di
Vicenzotti, l'errore di Rainis, si lotta sul rimbalzo con l'Accorte che guarda per un attimo al taglio verso canestro da parte di Mura. Arriva ora Cordola, in angolo proprio Francesca Mura, va a servire spalle a canestro Cordola, il taglio di Rondinelli, duettano molto bene le lunghe del San Salvatore, protagoniste entrambe di un'ultima fase della loro stagione e hanno subito trovato un buon feeling. Qui difende a zona il San Salvatore che cerca, almeno così sembra, mettere in difficoltà Udine, difesa a zona almeno in partenza, che arriva la palla recuperata, poi Arioli dentro per Cordola, non riesce ad arrestarsi in tempo utile, oltrepassa la linea di fondo, si rimane sul +5, Libertas Udine 65 a 61 e 46 al termine, torna Bianco per la formazione in canotta bianco e arancio. Schema spalla per Rainis, avvicina e riceve Mancabelli, da Pozzo in punta ancora da Mancabelli, esce dai blocchi poi Vicenzotti, Cordola intercetta il pallone e prova a lanciarsi dall'altra parte, Rondinelli reclama il pallone, Arioli la finta, poi si butta dentro, la lacrima a segno da parte di Cinzia Arioli, meno 3 San Salvatore, 65 a 62, 1 e 15 ancora. Qui Bianco oltre l'arco, poi dentro ancora Bianco contro Cordola, prova a mettere palla per terra, tanto spazio per Rainis, da 3 Rainis, canestro di una pesantezza davvero notevole nell'economia di questa partita. Vediamo se riesce a rispondere Mura, tiro però lo vuole prendere Arioli, qui spinta da parte di Vicenzotti che poi parla con Bianco, evidentemente le due avrebbero voluto giocare meglio questo possesso difensivo, 2 liberi per Cinzia Arioli sul 68 a 62. Segnato il primo dentro, il secondo da parte di Arioli. Ultimi 38 secondi di questa partita, Bianco vuole conservare le 5 lunghezze di vantaggio, Udine qui la stoppata ai danni di Vicenzotti che è però irregolare. Due liberi allora per Deborah Vicenzotti, punto di riferimento per la sua squadra, giocatrice dotata di buona esperienza nonostante è ancora giovane, classe 89, quindi trascorsi per lei alla Libertas Udine. Qui il pallone lungo per Mura, l'Accorte da 3 deve mettere questo tiro e lo fa Michela L'Accorte, meno 3 San Salvatore, 20 secondi al termine, c'è bisogno di spendere il fallo, forse lo fa Arioli ed è il terzo di squadra per il San Salvatore. Time out Staico a 19 secondi e 7 decimi dal termine. La ricezione dopo la rimessa da parte di Rainis, Arioli come prevedibile va a spendere il quarto fallo di squadra da parte del San Salvatore. Al prossimo allora si andrà a tirare il cronometro della partita, ora 2 secondi in meno, 17 e 7. La ricezione ora per Mancabelli, Udine che riesce poi a servire sotto da Pozzo, canestro comodo per il 71 a 66. Allora Mura dall'altra parte, ormai le chance sono sfumate per il San Salvatore. Staico vuole un tiro rapido, la Corte non riesce nel miracolo e allora finisce qui
la Libertas Udine sbanca il Palaviana di Saladus con il punteggio finale di 71-66. Udine che grazie a questo successo va a cogliere la 10ª vittoria stagionale a fronte di sole 5 sconfitte. Il San Salvatore invece incassa la 9ª battuta d'arresto in stagione. Prima di chiudere un'occhiata rapida alle statistiche finali di questa partita. Per il San Salvatore chiude con 16 punti personali Cinzia Arioli, 12 per Cordole, poi sono 8 per Michela Laccorte. Dall'altra parte diverse giocatrici in doppia cifra, Vicenzotti un fattore, 24 personali, poi ci sono gli 11 di Rainis, i 10 di D'Apozzo e di Mancabelli. Fabrizio Staico, è arrivata la 9ª sconfitta stagionale per il San Salvatore contro un'ottima Udine. Siete state protagoniste di un avvio non semplice, avete poi rimesso in piedi la partita, ancora Udine è scappata via e poi mancato qualcosa nuovamente per riprendere gli avversari. Certo, è stato un continuo inseguire, tenete presente che hanno fatto 30 punti in un quarto, la partita si è conclusa con 71 punti, cosa che poi non è accaduta al secondo quarto, e senz'altro meglio anche negli altri, quindi è stata una partita che sotto il profilo iniziale dell'approccio è stato assolutamente mediocre, da nessuna esclusa. Niente, cerchiamo di giustificare questa situazione nel senso che è un gruppo che senz'altro negli ultimi mesi, l'ultimo mese e mezzo, un mese, senz'altro non è abituato a lavorare insieme. Oggi questa situazione io l'ho toccata con mano, perché abbiamo visto partite in cui la palla aveva una circolazione del tutto differente rispetto alla macchina lenta che si è creata oggi. Poi che chi più ha leadership all'interno del gruppo debba dare una mano, penso che questo sia evidente. Per dare una mano non deve essere per forza da un punto di vista in termini di risultato, in termini di punti, ma bisogna dare una mano anche sotto il profilo senz'altro morale, che è una conseguenza importante. Peccato perché dal punto di vista della qualità individuale sembrava esserci il tanto per riuscire a portare a casa questa partita, anche se Udine, lo confermiamo, è un'ottima squadra, ha dato una bellissima sensazione anche oggi. No, senza dubbio, Udine è una squadra, io la definisco giusta nei reparti, cosa che magari noi ora come ora in qualche rapporto non siamo neanche i giusti, ma c'è una bella competizione. Però questo agonismo sinceramente ora non lo vedo forse perché non siamo abituati, voglio pensare a questo, quindi d'ora in avanti la competizione all'interno della squadra penso che sia una cosa fondamentale, dove se si rischia che qualcuno giochi meno o giochi poco o altro, penso che sia l'ingrediente necessario per migliorare la qualità del lavoro in campo. Quindi queste situazioni sinora non ci sono mai state, ora per una serie di circostanze dove stiamo cercando di recuperare le forze ci saranno. La risposta è sì, siamo tutti contenti che ci siamo, questo è l'aspetto positivo. Poi l'aspetto negativo, che poi per me personalmente non è un aspetto negativo ma è assai stimolante, è che la competizione deve salire, e la competizione ci sono vincenti e perdenti, e i vincenti senz'altro saranno protagonisti per il proseguo. Uno sguardo anche alla classifica, perché è inevitabile a questo punto, questa sconfitta rischia di allargare la forbice che vi separa dai primi 8 posti in classifica. Sì, diciamo va considerato i primi 9 posti, diciamo che noi siamo nella terra di nessuno, non siamo né noi né Marghera, io non so oggi cosa abbia fatto Marghera, però diciamo che siamo in una fascia dove senz'altro abbiamo le possibilità per entrarci, però alla fin fine guarda, non voglio pensare a queste situazioni qua, perché loro devono mettersi in testa che hanno qualità personali individuali per potersela giocare con tutte. Se ogni settimana dobbiamo stare a dichiarare con chi abbiamo possibilità, con chi abbiamo possibilità, a parer mio è da scarsi. Loro questa cosa la percepisco, sembra quasi che sappiano con chi possono e chi non possono, lo sappiamo, però il gusto è anche sorprendere. E sinceramente io l'effetto sorpresa sulle mie giocatrici non le vedo, l'ho vista solo una volta contro Crema e non voglio pensare che sia stata una botta di fortuna o un modo di essere, questo non lo sappiamo ancora, il lavoro ci darà ragione in merito a questo enigma.
Coach Pomiglio, bella affermazione quest'oggi in una partita non semplice. Avete avuto un ottimo approccio, il San Salvatore ha rimesso subito in piedi la partita, l'avete dovuta rivincere a un certo punto con direi anche delle ottime esecuzioni. Si vede che questa è una squadra che si allena bene anche durante la settimana. Stiamo facendo un bellissimo percorso, diciamo che oggi abbiamo chiuso il girone d'andata secondo quello che abbiamo fatto durante l'anno. Perlomeno nella prima fase la partita non era facile, questo campo è ostico, è difficile per moltissime squadre, poche hanno vinto qui e chiaramente noi ci tenevamo. È una squadra che non molla, la mia soprattutto nelle difficoltà. Stiamo giocando da 2 settimane senza la straniera e la risposta più importante direi che l'ho avuta da tutta la squadra. Se vogliamo, Vicenzotti è stata un po' la straniera di Udine quest'oggi, ma sottolineiamo, ne vale la pena una volta di più, la prestazione del gruppo. Anche nei momenti in cui il San Salvatore si è riavvicinato dal punto di vista del punteggio, la squadra ha eseguito i giochi d'attacco con lucidità e direi che questo può essere un ottimo segnale anche in vista del girone di ritorno. Beh, senza dubbio si vede il fatto che tutte le ragazze siano coinvolte. È chiaro che la nostra capitana è la giocatrice più esperta e che è vera di questo gruppo, ma tutte le altre sono brave a andargli dietro e hanno capito che col lavoro costante in allenamento poi le partite non dico che diventano più semplici, però senza dubbio diventa un po' meno difficile, diciamo così. 10 vittorie nel girone d'andata, ve l'aspettavate? A che punto siete nella vostra tabella di marcia, quella che avevate preventivato a inizio stagione? Allora, diciamo che quando io ho cominciato a fare quest'estate il presidente mi ha detto soltanto valorizza le giovani e facciamo un campionato tranquillo. L'anno scorso avevano fatto i playoff. L'appetito viene mangiando, chiaramente ci siamo resi conto quest'anno questo girone è veramente tosto, noi venivamo da quell'altro e abbiamo dovuto un attimino calibrare le situazioni. La squadra sta rispondendo nel modo giusto, abbiamo fatto della difesa il nostro marchio di fabbrica e le ragazze ci credono e si applicano e si vede in campo. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.